La cosa incredibile, guardate, per me che sono calabrese, quest'estate io ero in Calabria, mi leggevo queste sentenze, queste carte, e dovevo stropicciarmi gli occhi per dire qui non siamo in Calabria, perché la fattispecie, quello che succedeva, era esattamente quello che succedeva in Calabria negli anni 50 e negli anni 60. La fotocopia. Non a caso l'Andrangheta è l'unica organizzazione che clona le proprie strutture, le radica, colonizza le realtà. Quello che non si è capito nel nord è che quando arriva un'andrina dell'Andrangheta non si limita a fare affari, esporta, per così dire, quel pezzo di Calabria e la porta qui, il pezzo negativo, peggiore, e lo porta qui. Fanno le stesse identiche cose che fanno in Calabria e costringono gli altri con i quali vengono in contatto a comportarsi allo stesso identico modo. Questa è la cosa drammatica. La cosa drammatica è vedere imprenditori milanesi e lombardi che erano loro a chiamare gli indranghetisti. E se tu chiami qualcuno vuol dire che lo conosci la caratura criminale, non è che lo chiami così, non è che chiami, che so io, l'idraulico o quello che ti deve aggiustare la marmitta della macchina. Chiami un indranghetista, lo fai venire sui tuoi cantieri, gli chiedi di avere rapporti, gli chiedi di controllarti la manodopera, ti metti in condizione di avere una concorrenza sleale nei confronti del tuo concorrente economico. E in questo rapporto tra l'andrangheta e l'imprenditoria, chi cambia non è l'andranghetista, è l'imprenditore. Nel libro io racconto una storia di un imprenditore che ha dell'incredibile. Per voi che siete qui nel Veneto, che insomma negli ultimi anni sapete cosa significa fare impresa e cosa significa rimboccarsi le maniche, questo è un grande imprenditore, non di un'impresa da 4 soldi, aveva sotto di sé alle proprie dipendenze oltre 400 dipendenti, quindi ma mica da poco, una delle più grandi imprese edili della Lombardia. Ad un certo punto questo ha un problema economico, ha un problema finanziario. Che cosa fa? Chiede i soldi all'andrangheta e naturalmente con i soldi arriva l'andranghetista. Non è che i soldi li manda il Padre Eterno, non credo che vi siano arrivati al Padre Eterno i soldi in questi anni, non mi sbaglio. Dopodiché è entrato l'uomo dell'andrangheta nella Perego e Ivano Perego che cambia mentalità. Io non mi voglio raccontare la storia dell'azienda, che poi naturalmente è fatica con queste premesse politiche. Vi voglio raccontare 2 episodi minuscoli. Primo, lui vince un appalto in un comune della provincia di Torino. Che cosa fa? Se tu partecipi a un appalto, lo vinci, lo vai a prendere, no? Accetti la vittoria. No, lui prima di vincerlo, di accettare, chiama l'uomo dell'andrangheta e gli chiede se quell'appalto interessava a qualcuno. Cioè in quel comune c'è qualcuno a cui interessa, perché se c'era un'andrina, se c'era un'opera di 'ndrangheta, doveva dividere con quelli là. Dice se no, lo prendo io. Ci siamo capiti? C'è un imprenditore che ragiona così. Secondo episodio. In 2 cantieri c'è un imprenditore che propone un prezzo inferiore a quelli che proponeva Perego. Che cosa fa un imprenditore di Fortunato che propone un prezzo inferiore? Ci sono biblioteche intere, volumi di economia politica che spiega cosa normalmente fa in un libero mercato, in quello che ci hanno detto essere un libero mercato, un imprenditore, un capitalista. Che cosa fa? Le scelte che ha davanti a sé sono 2. O proponi un prezzo inferiore a quello del tuo avversario, poi vedi tu come fare per avere un prezzo inferiore, oppure fai un prodotto più nuovo, quindi un'innovazione di prodotto, in modo tale che dici vabbè ti costa un po' di più, però l'offerta che ti faccio io è molto più vantaggiosa rispetto a quella del mio avversario. No, lui che cosa fa? Chiama l'uomo dell'andrangheta e gli dice senti, guarda che in quei 2 cantieri c'è questo qui che rompe le scatole e propone prezzi bassi, vedi un po' di risolvere tu il problema.
E secondo voi l'uomo dell''ndrangheta come l'avrebbe risolto il problema? Andando a discutere del libero mercato, di Adam Smith, dell'economia capitalistica con quello lì, o avrebbe usato altri mezzi? Non mi pare che debba dirvi quali avrebbero potuto essere i mezzi di convinzione per estromettere l'avversario, il concorrente, da quell'apparato. Quindi cambia Perego. Perego ha introiettato la logica dell''ndrangheta, la cultura dell''ndrangheta, il modo di pensare dell''ndrangheta. Voi capite i guasti che ci sono. Poi succedono delle cose, guardate, a raccontare non ci si crede, a raccontare non ci si crede. C'è un episodio che anche qui non costituisce nessun reato. C'è un uomo potente della Lombardia che nei consigli di amministrazione di non so quante aziende milanesi e nazionali, un uomo potente, che comanda, ha potenza politica e credo dal punto di vista economico non se la passa come ce la passiamo noi che siamo in questa stanza. Una sera decide di fare una cena al ristorante e comincia ad invitare una serie di persone. Ad una persona, che poi i magistrati ritengono essere il capo del locale di un quartiere di Milano, l'invito non gli arriva da lui, gli arriva dalla sorella. La sorella chiama questo e ci sente, guarda che mio fratello vuole invitare a questa cena, ti invita, gli spiega il ristorante, non accetta. E questo capo locale si lamenta con un altro dranghetista che si chiama Pino Neri. Si lamenta. Pino Neri avverte quest'altro e gli dice, ma come? Mi ha fatto chiamare da una donna. No. Doveva chiamarmi lui se lo doveva chiamare. Perché mi fa chiamare dalla sorella? Un invito a cena. Questo, che aveva questo rapporto, questo uomo potente, milanese, si umilia, alza il telefono e lo chiama. E lo invita a lui personalmente a cena. Non c'è nessun reato in questo, ma c'è la sudditanza psicologica dell'uomo di potere di fronte all'uomo dell''ndrangheta. Il che la dice lunga su chi tra i due contraenti è quello che conta di più in realtà, se l'uomo pubblico o l'uomo che invece pubblico non è, ma che viene conosciuto dagli amici che devono essere conosciuti. Questa è la questione, questa è la realtà che stiamo vedendo. Pino Neri, di cui vi ho parlato prima, è un avvocato bravo, lui calabrese, si è laureato a Pavia con una tesi molto interessante. La tesi è sulla storia dell''ndrangheta. Scritto da uno che ha fatto 9 anni di galera, perché li ha fatti, per traffico di stupefacenti. Si è scansata un'accusa di 416 bis, adesso in galera deve essere interessante, perché sicuramente è un esperto. Non c'è paragone tra le cose che scrive lui e le cose che posso scrivere io, anche perché uno è entraneo, l'altro è esterno. Quindi. Insomma, è un personaggio che a Pavia è conosciuto. E intrattiene molti rapporti particolari. La intrattiene con il consigliere regionale della Lega, i due vengono filmati. Ripeto, Pino Neri era noto per essere stato condannato, cioè non è un fatto segreto, non è un fatto, come dire, una cosa che è successa in Calabria, è successo lì a Pavia. Poi è molto amico lui del direttore sanitario di Pavia. Il direttore sanitario si chiama Chiriaco ed è un personaggio notevole, è uno che si dà da fare. Quando deve fare campagna elettorale alla macchina da guerra. Lui è uno, per esempio, che contribuisce all'elezione di Abbelli. Abbelli è un deputato, lui è vice responsabile nazionale, prima di Forza Italia, adesso del Popolo della Libertà, non è uno qualsiasi. Contribuisce alla sua elezione. Abbelli non è indagato, che io che è arrestato. Quando i giudici
lo ascolto nelle intercettazioni telefoniche, lo dice e si vanta di essere il capo dell''ndrangheta a Pavia, dice io sono il capo dell''ndrangheta, parla con tutti. Quando lo arrestano, di fronte ai giudici che lo interrogano e gli chiedono conto di una serie di cose, dice no dottore, ma che avete capito? Io capo dell''ndrangheta, ma quando mai? Ho fatto finta di fare il capo dell''ndrangheta, perché il mio sogno di quando ero ragazzo è di fare capire ai miei paesani che io ero il capo dell''ndrangheta. Io non so chi è il suo avvocato e quanta fortuna avrà una, come dire, una difesa del genere, sono fatti suoi, a me non interessa, naturalmente ci saranno i gradi di giudizio, stabiliranno i giudici se le accuse che fanno i magistrati sono vere o non sono vere. È stato nominato direttore sanitario quando era condannato in primo grado per tentata estorsione in combutta con un'andrina, sentenza confermata in appello e poi prescritta in Cassazione. Domanda semplice semplice. Chi l'ha nominato lì? Qualcuno potrebbe dire, vabbè, siccome c'era appunto la presunzione di innocenza, noi l'abbiamo nominato, d'accordo. Ma hai fatto una fesseria, no? Vuoi fare un passo indietro? Secondo voi qualcuno ha fatto un passo indietro? No, anzi di più, nel Consiglio regionale della Lombardia non si sa chi ha fatto quella nomina. Non si sa. Di solito le nomine lasciano tracce, no? Non si sa. Chi l'ha nominato? Padre Te? Non lo so chi l'ha nominato. Invece chi ha nominato il direttore sanitario dell'ASL numero 1 di Milano, si sa, e hanno nominato uno che nelle indagini quest'estate era stato coinvolto, era stato visto, filmato con altri uomini della 'ndrangheta. Lui si è difeso, lui è un medico, dice sono andato lì a portare assistenza a chi mi ha chiamato una donna, sono andato. Sì. C'è qualche medico a Mogliano, no? Non qui, a Mogliano c'è qualche medico, se lo chiamate, c'è mia moglie, sta male, vieni. Ma mi è mai capitato che questo qui invece di andare diritto a casa per visitare la moglie, va a parlare prima col marito in un bar e incidentalmente in questo bar c'era qualche magnetista? Cioè che fa il consulto col medico, tra il medico, il marito e il magnetista e poi vanno dalla moglie? O c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa di strano? Un personaggio discusso, perché era finito coinvolto in queste vicende. Ripeto, non ha commesso nessun reato. Nei suoi confronti i giudici non hanno elevato nessuna imputazione. Non è neanche indagato. E tuttavia, questa è la prova. Lo nomina presidente dell'ASL. Succede del Dio, mozione al Consiglio regionale, non passa per il voto. Però questo ha già battuto un record. Negli annali della sanità lombarda l'elezione di questo qui rimarrà. Perché? Perché la prima nomina che lui fa è una nomina che dura 24 ore. Perché nomina, questa volta non un calabrese, ma nomina uno di Messina, che era rinviato a giudizio e appena nominato si è dimesso. Perché viene risaputo questo fatto. Posso dire con un Mazziati, cioè, è possibile che non ci si renda conto, la politica lombarda non capisca che non si può andare avanti in questo modo? Perché è successo tutto questo? È successo perché in questi anni in Lombardia è venuta fuori la bislacca idea che le mafie erano un prodotto del Mezzogiorno. E su questo nessuno discute, non discuto io, che sono calabrese, ho scritto libri sull''ndrangheta, nei quali libri ho detto e descritto le responsabilità che le classi dirigenti della Calabria hanno avuto nel fare sorgere l''ndrangheta e nel non averla combattuta adeguatamente fino a distruggerla. Quindi, che le mafie siano un prodotto del Mezzogiorno, scopriamo l'acqua calda, è come dire c'è l'acqua calda, bravo, c'è l'acqua calda che sta morendo. Mafia in Sicilia, camorra in Campania,
e 'ndrangheta in Calabria sono un prodotto del Mezzogiorno. Il problema è che questo prodotto, ad un certo punto della storia, cambia, non rimane infilato lì, perché l'idea che è stata propagandata al nord, soprattutto a Milano, a Torino, in Piemonte, in Liguria, in molte parti, era, ma anche nel Veneto, era che la mafia era un prodotto di quelli là, quelle che stanno in fondo allo stivale, i Terun, quella gente là. È un fenomeno che nasce in realtà arretrate, in realtà, come dire, miserabili, dove c'è la povertà, la miseria, nasce là. Noi siamo un'altra cosa, noi siamo il nord operoso, noi siamo il nord ricco, opulento, ma volete che vi dica qua? Non è vero. Uno che faceva un ragionamento così, naturalmente, vi rassicurava, no? Voi vi alzavate e andavate tranquilli a dormire, perché è un fatto di loro, che c'entro io. E non è così. Hanno raccontato una solenne sciocchezza. Hanno imbrogliato le carte. Non è mai stato così. Non è mai stato così. Ma non è stato così più ormai da 50 anni. I mafiosi sono arrivati al nord e hanno cominciato ad avere rapporti con uomini del nord e piano piano a prima infiltrarsi e poi a radicarsi. Non so, ma non è neanche vero che le mafie nascono solo e soltanto al nord, che tutto il resto d'Italia è immune. Vorrei ricordare che a Roma è nata un'organizzazione molto particolare che si chiamava Banda della Magliana, che metteva insieme un bel po' di figure tra fascisti, un po' come dire, di delinquenti trasteverini e appunto della zona della Magliana, con mafiosi, Pippo Calò, il più grande nome dell'epoca, che giocarono un ruolo importante anche dal punto di vista politico in tutta una serie di attività. È nata a Roma. Di più, qui c'è Monica Zornetta che ha scritto e ha descritto come qui nel Brenta, nel Veneto, sia nata e sia sorta un'organizzazione mafiosa chiamata non a caso la Mala del Brenta, Felice Maniero, che è nato qua nel Veneto, non è un prodotto del Mezzogiorno, che è riuscito nella straordinaria impresa di mettere insieme la malavita locale, quella del Brenta, insieme con i soggiornanti obbligati che erano siciliani, mafiosi siciliani, e costruire un'inedita organizzazione mafiosa. La Mala del Brenta è l'unica organizzazione mafiosa riconosciuta come tale fino con processi arrivati in Cassazione, quindi come si dice passati in giudicato, con Felice Maniero che poi ha collaborato con la giustizia, quindi ha raccontato una serie di cose. Quindi non è vero tutta questa storia che è solo un prodotto del Mezzogiorno e basta, che nel nord non ci possono essere questi, sono balle. Non è vero, serviva semplicemente a rassicurare le persone. Perché volevano rassicurare? Perché in realtà quelli che dicevano queste cose volevano fare gli affari. E gli affari come si fanno? Gli affari sporchi. Se nessuno sa guardare. Se tu accendi di facciata, è chiaro che, insomma, se c'è qualche cosa che è poco chiara, la vedi subito. Se invece è tutto spento o è tutto nella penombra, allora va bene. Scusate, come vi spiegate il fatto che queste cose, che la mafia era presente qui al nord, insomma, santi Dio, ma non è che non era stata detta. Queste cose non è che le scopro io. Non è che il primo libro sulla 'ndrangheta in Emilia Romagna. Io stesso ne scrissi un altro 10 anni fa. Ma ci sono i libri di Nando D'Arlecchia, sono i libri di Corrado Stagliano, di Portanova, di tanti altri giornalisti, scrittori che hanno scritto in questi anni. Ci sono battaglie, c'è l'attività iniziativa di Libera in questi anni, c'è una pubblicistica, c'è solo i soldi, chi non voleva vedere non l'hanno visto. E io ho scritto questo libro, fatemelo dire, per un'indignazione civile, perché io non posso insieme agli altri combattere l''ndrangheta che c'è lì in Calabria e cercare di risolvere quel problema e vedere che mentre noi cerchiamo di combatterla
Al nord questa cosa non avviene. Lì a Milano e Lombardia spalancano porte e portoni aperti all'andare, ma stiamo scherzando? Questa è la cosa che mi indigna di più. È che la politica, che ha chiesto giustamente a noi calabresi negli anni passati di fare pulizia, di fare battaglia politica, di cacciare i mafiosi, dalle liste, dai comuni, nelle imprese, beh, questo stesso discorso non lo fa con se stessa. Questa è la questione vera che c'è oggi, che è una questione grande quanto una casa. E qui viene fuori la responsabilità della politica. Questa volta è la politica del nord, non della politica del sud. Perché sulla politica del sud io non spendo neanche un etto di responsabilità. Se volete poi ne parliamo. Ma io la do, per così dire, come scontata. Come un fatto risaputo. Che vedevo raccontare la storia dei rapporti che ci sono stati tra 'ndrangheta, mafia, camorra e politica in questi anni, che vedevo raccontare la storia di Ciancimino, di Lima, di Raffaele Cutolo, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete ve la racconto. Ma diciamo, teniamola lì presente come una responsabilità, che nessuno vuole negare, tantomeno io.